Quinta corsa, un confronto per ottimi soggetti di 4 anni, non vincitori di 40.000 euro in carriera. Sono in 7 dietro le ali dell'Autostart, con il numero 1 Eco Gual, Roberto Vecchione, al 2 Etan, Simone Levakovic, 3 Ela Linda, Giampaolo Minnucci, 4 Elert Par, Lorenzo Talpo, 5 NSL Antonio Di Nardo, 6 Eleganza V Giuseppe Pistone, 7 Ernesto Spritz Pietro Gubellini. Favorito Etan con quota sotto la pari, gli avversari sono Ernesto Spritz ed Eco Gual. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si parte con veloce Etan che prende l'iniziativa, ma all'esterno prova a scattare Elert Par che trova al suo interno Ela Linda. Si imbocca la prima piegata con Etan che cerca di tenere le punte ad Ela Linda, la quale cerca di rientrare ad Elert Par, e così con l'effetto onda Etan rimane davanti, galoppa Ela Linda. Numero 3 Ela Linda squalificato. Se ne vanno i primi 200 metri di corso in 14,5. Etan al comando nei confronti di Eco Gual in seconda posizione. All'esterno progredisce Enea SL che aggira Elert Par e si porta allo scoperto. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, con Etan che guida. Di fuori c'è sempre Enea SL, in corda rimane Eco Gual, poi Elert Par, Ernesto Spritz, Eleganza V. 44,7 per i primi 600 metri di corsa, con Etan che è al comando nei confronti di NSL che va all'attacco al suo esterno. Problemi di andatura per Etan che viene scavalcato da NSL a un giro dalla fine. 59,5 per i primi 800 metri di corsa. Si muovono Ernesto Spritz ed Eleganza V in mezzo alla pista per aggirare Elert Par, che è sollecitato per andare sulla testa della corsa. Il chilometro in 1,14,5 da parte di NSL che è in vantaggio. Ernesto Spritz che avanza all'esterno. Tra i cavalli c'è ancora Elert Par che si è ripreso e prova a tenere il contatto. Intanto Ernesto Spritz da una bordata ad NSL. 13,9 per la retta di là. Insiste Ernesto Spritz all'attacco di NSL, galoppa Eleganza V. Tra i cavalli Elert Par, in corda Etan, poi Eco Gual che cerca numero di 6 Eleganza V squalificato. Addirittura d'arrivo e prova la fuga NSL che non si dà per vinto di dentro. Poi ancora Elert Par, quindi Eco Gual. Enea che prova a rientrare ed Ernesto che si difende, Enea che gli rientra sul traguardo. Sono vicinissimi con Enea SL che sembra essere rientrato ad Ernesto Spritz. 28,7 ad arrivare, e Antonio Di Nardo ha portato Enea SL sul traguardo in braccio. Aveva quasi una lunghezza da recuperare all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Ernesto Spritz era passato nettamente, non si è dato per vinto Enea SL che è rientrato al rivale sul palo, lo pizzica e porta a casa il successo. Al secondo Ernesto Spritz, al terzo Eco Gual, sfortunato nello schema. La vittoria è tutta per NSL. Gennaro Casillo al training, i colori della scuderia Spallina. Vince il 4 anni da bar hopping e Only LB che ritorna alla vittoria con un'ottima prestazione. Sembrava battuto ingresso retta, non si è dato per vinto. Sul passo è rientrato da Ernesto Spritz e si è aggiudicato il successo.